Buongiorno a tutti, siamo arrivati alla terza puntata di questa trasmissione dal titolo Verso la transizione ecologica. Stiamo parlando con ospiti illustri di riduzione degli sprechi, di recupero di risorse, di economia circolare. Lo stiamo facendo da vari punti di vista e cercando di parlare anche di energie rinnovabili, di mobilità sostenibile. Il punto di vista che oggi vorremmo discutere con voi è, assieme a un gradito ospite, ed è un punto di vista, chiamiamolo così, di gestione amministrativa, di governo proprio, in una regione tra l'altro che si è distinta e si distingue per dei numeri effettivamente molto interessanti per quanto riguarda la raccolta differenziata e tutto quello che è la sostenibilità ambientale. Qui con noi abbiamo l'assessore Roberto Marcato della Regione Veneto. Buongiorno Assessore. Buongiorno, grazie per l'invito. L'assessore ha effettivamente delle deleghe molto importanti per quanto riguarda l'energia in regione, per quanto riguarda lo sviluppo economico, ed è stato promotore anche di molte iniziative a riguardo appunto di reti innovative regionali. Vorrei partire con questo nuovo format della rete innovativa regionale, che è il connubio fra ricerca, università e impresa per cercare di sviluppare alcuni temi, tra cui la transizione ecologica e transizione digitale. Cosa sono le reti e come la Regione si sta muovendo in questa direzione? Guarda, io quando sono arrivato in Regione 7 anni fa sono arrivato con un proposito, che è sempre stato quello di ridurre il più possibile la distanza fra mondo della ricerca, quindi mondo accademico, e mondo dell'impresa, perché noi abbiamo un tessuto produttivo che è fatto per il 97% di imprese che hanno meno di 10 dipendenti. Questo è il Veneto economico. E quindi va da sé che queste imprese hanno delle difficoltà a mettere a budget risorse importanti per fare ricerca e innovazione, e quindi mettere insieme il mondo della ricerca con quello dell'impresa è l'impresa a cui mi sono votato, e abbiamo deciso di introdurre questo nuovo modello economico, che appunto sono le reti, come diceva lei, le reti innovative regionali, modello che vede assieme le università del Veneto, le imprese, la Regione Veneto e le associazioni di categoria. Tutte insieme noi mettiamo delle risorse importantissime, molte risorse le mettono anche le imprese, e delle risorse vengono messe anche dalle università. Assieme sprigioniamo, facciamo proprio ricerca e innovazione, e devo dire che hanno avuto e stanno avendo un successo enorme anche sul tema della transizione ecologica, perché non esiste transizione ecologica senza innovazione e ricerca, è del tutto evidente questo. E questo è un modello che altre regioni ci stanno copiando, ed è un modello davvero molto vincente, e stiamo riducendo davvero in maniera significativa questa distanza fra ricerca e impresa. Sì, addirittura all'interno di una rete è stato studiato in piena pandemia, su indicazione della Regione, su indicazione sua, anche il recupero di tutti quei rifiuti che provengono, voglio dire, dal mondo sanitario piuttosto che domestico, mascherine, il camice in TNT e quant'altro. Sono materie plastiche, sono anche queste chiaramente dei rifiuti quando a fine uso vengono utilizzati, e so che anche questo è stato, voglio dire, un input della Regione per cercare di dare un contributo all'ambiente anche in un momento, voglio dire, dove i problemi erano altri. Sì, d'altronde non potrebbe non essere così, nel senso che per definizione queste sono reti innovative, cioè, se non hanno la capacità di adeguarsi alla contingenza, queste reti sono già morte in partenza, e devo dire che invece, come dire, la chiave di successo di questo strumento economico sta proprio nella capacità di adeguarsi ai tempi. Oggi noi abbiamo delle reti, delle dinamiche che rispondono esattamente al tema di cui stiamo parlando oggi, e c'è anche il PNRR che ha dato delle indicazioni precise. Le reti si sono immediatamente adeguate anche al nuovo corso. Penso per esempio alla rete, a una delle ultime arrivate, che è quella della ricerca in tema biomedicale,
anche qui ci siamo resi conto, ahimè, grazie alla pandemia, che non avevamo nemmeno le mascherine, non solo la strumentazione più tecnologica, ma neanche le mascherine. Quindi, e ci siamo resi conto però che al contempo in Veneto c'erano molte aziende nel biomedicale, allora le abbiamo messe anche queste in rete e anche queste rispondono ovviamente a questa nuova esigenza che abbiamo avuto post-pandemica. Sono innovative anche per questo, insomma, Chiaro. c'è questa capacità di innovarsi continuamente. E cambiando argomento e passando all'argomento dell'energia, sull'energia, stiamo parlando di transizione ecologica, quindi le rinnovabili, la Regione Veneto si sta prodigando, sta facendo qualche progetto, ha fatto qualche nuova legge regionale? Come siamo messi? Allora, siamo una regione all'avanguardia. Intanto è bene ricordare che mentre qualcuno discute se fare o meno i rigassificatori, noi davanti a Portoviro abbiamo un rigassificatore da molti anni, quindi i compiti per casa li abbiamo fatti per tempo. L'ha accennato lei, noi siamo la regione con il più alto tasso di raccolta differenziata d'Italia e siamo una regione dal punto di vista impiantistico autosufficiente, cioè noi abbiamo gli inceneritori, i termovalorizzatori, abbiamo tutta la strumentazione che serve per gestire il tema dei rifiuti, e questo è un altro dato. Dopodiché abbiamo approvato due leggi recentissime, una che riguarda il fotovoltaico e una che riguarda invece le comunità energetiche, proprio perché siamo convinti che il tema energetico oggi sia, mi viene da dire, il tema più importante, ma sicuramente uno dei temi più importanti dell'agenda politica di questo Paese. E abbiamo voluto dare due strumenti che rispondono a questa esigenza. Comunità energetiche, se vogliamo capire come funzionano, sono sostanzialmente delle aggregazioni fra impresa, cittadini, dove si produce un eccesso di energia e dall'altra parte viene utilizzato. Come funziona un po' il meccanismo e come è incentivato, voglio dire, questo connubio? Sì, io ho fatto due provvedimenti. Il primo, questa legge approvata all'unanimità, e devo dire che ho trovato una grande sensibilità anche nei banchi dell'opposizione in regione, perché io avevo presentato in giunta un progetto di legge sulle comunità energetiche e le opposizioni avevano presentato altri due progetti. Siamo andati in commissione e assieme abbiamo deciso di prendere il buono di questi tre progetti e farne uno unico. E il voto è stato all'unanimità. Questo per dire che insomma, la classe dirigente di un territorio si deve assumere la responsabilità di fronte anche ai drammi che stiamo vivendo. E questo progetto di legge, come dire, incentiva e mette in disponibilità delle risorse finanziarie, incentiva proprio la costituzione di queste comunità energetiche. La comunità energetica non è altro che, può essere un condominio, può essere un borgo, può essere un'area industriale, dove si fanno tutta una serie di iniziative, il fotovoltaico, il solare termico, insomma, poi dipende dal tipo di struttura, per diventare autosufficienti dal punto di vista energetico, cioè si produce e si consuma in loco l'energia che serve. Quindi riuscissimo ad avere in Regione Veneto, la Regione Veneto diventasse una grande comunità energetica, noi saremo praticamente autosufficienti. Va da sé che per un condominio, per un quartiere, la cosa è è fattibile. In un ambito industriale dove ci sono aziende energivore, chiaro che diventa difficile l'autoproduzione e il consumo di energia elettrica, però queste sono una risposta importante. Oltre a questo ho messo 10 milioni di euro invece per la costituzione vera e propria delle comunità energetiche, nel nuovo piano che abbiamo con i fondi europei, e quindi anche qui adesso appena Bruxelles se si dà una mossa ci dà l'ok, noi partiremo con i bandi proprio per la costituzione di queste comunità energetiche. Quindi all'interno di un condominio, oltre che parlare della luce delle scale, si potrà fare
dei ragionamenti per mettere dei pannelli, condividere energia. Sì, per avere la luce delle scale gratuita, esatto, per avere per esempio, la luce sì. di casa gratuita. E questo è un atto di civiltà, ma diventa anche un atto obbligatorio, cioè, improvvisamente. Se c'è una cosa positiva, l'unica che questa maledetta guerra ci ha insegnato, è che siamo da un punto di vista energetico estremamente fragili. E forse abbiamo inseguito negli anni anche delle chimere, perché io mi ricordo in quanti mi hanno spiegato per anni che per esempio la Germania era un paese evolutissimo dove le energie rinnovabili erano praticamente in ogni posto, dopodiché invece scoppia una guerra e ahimè si scopre che il re è nudo, che anche la Germania, che sembrava fosse un campione mondiale di energie rinnovabili, in realtà dipendeva dal gas russo. Quindi purtroppo nessuno in Europa ha fatto i compiti per casa, e questo è un rammarico, perché abbiamo perso decenni importantissimi. Io ho cercato di dirlo in tempi non sospetti. Nel 2009 io ho portato in consiglio provinciale, allora ero assessore all'ambiente e all'energia in provincia di Padova, ho portato in approvazione nel 2009 il primo e l'unico piano energetico provinciale, uno dei pochissimi in tutta Italia. E in quel piano energetico appunto dicevamo che c'era la necessità di far esplodere il tema delle rinnovabili. Ovviamente non mi ha ascoltato nessuno, però qual è il dato di fatto? Che oggi l'Italia, come molti altri paesi europei, non ha un piano energetico, e questo è un dramma enorme, perché insomma siamo costretti a dipendere prima dalla Russia, dopo dall'Algeria. In realtà dipendiamo sempre da qualcun altro, quando potremo essere, non dico autosufficienti, ma con una buona copertura energetica. Sì, in effetti siamo praticamente, e la Germania più di noi, perché effettivamente con il gas russo soprattutto direi che la Germania sta soffrendo anche più di noi. Comunque abbiamo visto un momento di boom, fra l'altro proprio in quegli anni 2008, 2007, 8, 9, 10, di boom di sviluppo del fotovoltaico. Il fotovoltaico è nato però incentivato, è nato falsato tra virgolette dal conto energia, famoso conto energia col GSE. Adesso si sta rientrando e ritornando al fotovoltaico con dei prezzi che sono tra l'altro molto più alla portata. La sostenibilità economica, se guardiamo oggi, non è data più da un contributo, ma è data effettivamente da un costo alto dell'energia, quindi sta ritornando in voga il fotovoltaico. Come la vede lei la possibilità di fare i famosi campi fotovoltaici adesso con magari una cultura sotto, quindi l'agrovoltaico? Come la vede come impatto ambientale? Chiaramente la necessità, risponde alla necessità di domanda e di energia, però l'impatto ambientale come lo vede? Allora, io invito tutti alla cautela, perché non vorrei mai che sull'onda, come dire, emotiva dei drammi che stiamo vivendo, su quell'onda emotiva poi prendiamo decisioni che pagheremo per i prossimi decenni. Allora, io sono sempre stato molto critico sulla sostituzione, e cioè anziché fare grano, anziché fare culture intensive, anziché fare il radicchio trevigiano, facciamo fotovoltaico. A me la sostituzione di energie rinnovabili con il cibo la trovo molto, molto pericolosa. Così come sono sempre stato contrario all'uso del mais nei biodigestori per fare energia elettrica, perché usare cibo, quando tu sai che oltre 1 miliardo di persone patisce la fame nel mondo, usare cibo sano per fare energia elettrica secondo me è un cortocircuito pericoloso. Allora, chiaro, dobbiamo trovare una convivenza possibile. Io intanto sarei per coprire tutto quello che si può coprire. Ci sono aree industriali dismesse, cave dismesse, tetti industriali, tetti civili, insomma ci sono aree che possono essere usate. Dopodiché, se queste non dovessero bastare, allora va bene, individuiamo, e questo l'abbiamo fatto con questa legge nuova che abbiamo fatto, individuiamo delle aree che possano essere compatibili e che non mettano a repentaglio la capacità di produzione agricola, e lì facciamo il fotovoltaico. Però fra 10 ettari di coltivazione di radicchio e una cava dismessa, io preferisco andare nella cava dismessa, insomma, perché altrimenti, perché poi
In nome dello sviluppo noi abbiamo fortemente compromesso anche il nostro territorio veneto. No? Adesso non vorrei che in nome delle energie rinnovabili andassimo ulteriormente a far pagare uno scotto al nostro territorio, perché allora siamo sempre lì, cioè ci vuole consapevolezza e responsabilità. Cioè non basta dire ambiente e in nome dell'ambiente distruggo l'ambiente, no. Ambiente, sostenibilità significa fare dei processi che tengano conto della sostenibilità economica ma anche ambientale vera, perché sennò non è che, no, siccome facciamo fotovoltaico allora buttiamo giù il Pedrocchi e lo facciamo là, no, non è così che funziona, adesso ovviamente sto esagerando, però ci vuole una forte consapevolezza. Sì, parlando appunto di energia, l'energia oggi che ci stiamo rendendo conto è energia sia termica che elettrica, la provenienza dal gas oggi effettivamente stiamo capendo che la nostra dipendenza anche dal gas è effettivamente molto importante. In una delle trasmissioni parleremo anche di gas che può essere prodotto addirittura dalla scissione di molecole all'interno di processi per recupero di rifiuti, quindi il famoso syngas. Ma un gas che non ha impatto, che ha impatto veramente minimo, e quindi non un impatto di produzione di CO2, e quindi un impatto che poi ha a sua volta delle ricadute su cambiamenti climatici, effetto serra e quant'altro. Un gas pulito, se vogliamo dire, che produce soltanto vapor d'acqua, è l'idrogeno. L'idrogeno è l'idrogeno verde, come molti lo stanno ribattezzando. L'idrogeno effettivamente è all'interno poi anche del gas naturale in piccola parte, che principalmente è costituito da metano. L'idrogeno verde e l'idrogeno è un tema che è stato affrontato o viene affrontato anche in regione, e chiaramente stiamo parlando di prospettive molto a lungo termine. E come la vede la prospettiva di sviluppo di questo gas per fare energia? Guardi, le dico semplicemente che l'idrogeno è uno degli elementi portanti di tutta la politica energetica della Regione Veneto. Primo perché noi stiamo elaborando adesso il nuovo piano energetico e uno dei temi centrali è l'idrogeno. Secondo perché a dicembre dell'anno scorso abbiamo approvato una delibera di giunta che aveva un titolo importante, e cioè Venezia, capitale mondiale della sostenibilità, e in quella delibera si dice in maniera chiara e netta che l'epicentro di tutta la politica energetica della Regione Veneto sarà l'idrogeno. Ovviamente nella mia testa immagino Marghera, diciamo, come centralità territoriale. Però in quella visione c'è anche Padova, dove vorremmo, e stiamo già lavorando con l'Università di Padova, costituire una sorta di Hydrogen Valley, perché questa è una delle energie, chiamiamola così, del futuro. E quindi su questo stiamo lavorando davvero moltissimo. C'è anche un comitato tecnico-scientifico che io ho costituito presso Veneto Sviluppo, che ha fra i suoi componenti profili di altissimo livello del mondo della ricerca, e questo comitato tecnico-scientifico ha elaborato tutta una serie di progetti da presentare poi quando appena ci sono i bandi del PNRR, con elemento di centralità appunto l'idrogeno. Quindi per noi è una sfida in cui crediamo davvero, davvero molto. Sì, l'idrogeno addirittura è visto come una sorta di serbatoio di energia, perché chiaramente questo stiamo parlando un po' di fantascienza, no? Ma comunque di sviluppo innovativo a largo respiro, perché effettivamente recuperando l'idrogeno dall'elettrolisi dell'acqua, effettivamente, e quindi con processi che richiedono energia ma che potrebbero impiegare energia per esempio fotovoltaica, si può stoccare questa energia che oggi si stocca soltanto con batterie, chiaramente, esatto, anche stoccarla facendo elettrolisi dell'acqua e producendo idrogeno. L'idrogeno poi a sua volta chiaramente può servire per fare calore piuttosto che per fare ulteriore energia. Questo è praticamente un po' la nuova frontiera di questo sviluppo, che direi è uno sviluppo che molte regioni stanno facendo. La nostra regione, sono contento anche di aver ospitato l'assessore,
è ancora una volta all'avanguardia e lo è stato, dicevo prima all'inizio, con la raccolta differenziata, i comuni ricicloni, piuttosto che con anche il fotovoltaico. Siamo noi le province venete sono fra le prime province con il maggiore investimento in fotovoltaico. Sì. Negli anni dove chiaramente l'investimento era incentivato, c'è un salto che si vede enorme. Oggi probabilmente potrà essere quella di ricavare gas, la nuova frontiera di sviluppo per quanto riguarda il punto di vista energetico, ecosostenibile, potrà essere la produzione di gas dalla scissione di molecole all'interno di processi di recupero di rifiuti e la produzione di idrogeno in maniera elettrolitica o in altra maniera all'interno di un petrolchimico. L'idrogeno, lo ricordo perché la prima esperienza l'ho fatta in Agip e si produceva già all'epoca il fuel gas, che è nei processi di cracking si produce l'idrogeno. Oggi l'idrogeno oggi si vede l'idrogeno sicuramente sotto una chiave diversa, più moderna e chiaramente più interessante. Perché non ha impatto CO2 sull'ambiente. Io vi ringrazio e vi do l'appuntamento alla prossima puntata e ringrazio l'assessore Marcato. Grazie. Grazie a voi.